Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un altro aggiornamento urgente ed elettrizzante sul mercato del Napoli, con informazioni bollenti direttamente dal dietro le quinte del calcio europeo. Quindi lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino, perché la notizia di oggi promette di lasciare a bocca aperta qualsiasi tifoso. Il nome di turno è Jonathan David, e il motivo dello shock? Una richiesta finanziaria semplicemente fuori dalla realtà. Sì, l'attaccante canadese, che per mesi è stato fortemente legato al Napoli come possibile rinforzo per l'attacco, ha scioccato la dirigenza napoletana e tutto il mercato europeo con una richiesta che, secondo quanto riportato da Radio Marte, è stata considerata assurda. Durante il programma Forza Napoli Sempre, il giornalista Pasquale Tina ha rivelato che Jonathan David ha chiesto niente meno che 15 milioni di euro solo, come bonus per la firma del contratto. Proprio così. Questo non include lo stipendio, non include i premi, non include i bonus annuali. È solo per lui per sedersi, firmare e posare con la nuova maglia. E non finisce qui. Secondo Pasquale Tina, oltre alla questione finanziaria, c'è un problema tecnico molto chiaro. Antonio Conte semplicemente non vede David come il tipo di attaccante che si adatta al suo modello di gioco. David non ha le caratteristiche fisiche, la presenza in area e il gioco da pivot che Conte richiede. Non è Lukaku. E per un allenatore come Conte, questo fa tutta la differenza. Il Napoli cerca un centravanti che abbia forza fisica, capacità di trattenere la palla, capacità di aprire spazi e fare il lavoro sporco, oltre, ovviamente, a mettere la palla in rete. Cosa succede ora? La situazione con David è molto simile a quella che è successa con Yunus Musa. Sembrava tutto pronto, quasi concluso, finché il Milan non ha alzato il prezzo da 22 a 30 milioni e il Napoli ha semplicemente fatto marcia indietro. E c'è un altro dettaglio che pesa sulla bilancia: Anguissa. Il centrocampista camerunese non ha ancora la permanenza garantita al 100%, il che può influire direttamente sulle decisioni del club per il resto della finestra di mercato. La verità è una sola: il mercato è più dinamico che mai. Oggi una trattativa sembra morta, domani risorge. Oggi un nome è scartato, domani torna sul tavolo. E il Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, sa esattamente fino a dove può spingersi e, cosa più importante, fino a dove non vuole spingersi. Il progetto è chiaro: mettere insieme una squadra competitiva, sì, ma all'interno di una struttura finanziaria sostenibile, senza cedere a richieste assurde. E ora, tifoso napoletano, la domanda è per te. Pensi che Jonathan David valga questo bonus di 15 milioni solo per firmare? Oppure il Napoli ha fatto bene a tirarsi indietro? Commenta qui sotto, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuta questa informazione esclusiva e sensazionale, lascia un super grazie qui sul canale, perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci aiuta a continuare a portarti le notizie più calde e aggiornate dal dietro le quinte del calcio. Alla prossima!